L'asilo nido e seneto di Agrigento sta finalmente rinascendo. Lo afferma oggi in una nota l'assessore all'edilizia scolastica Gerlando Principato. Dopo anni di chiusura, afferma, dovuti a problemi strutturali e geotecnici, siamo oggi in grado di restituire alla città un'infrastruttura educativa moderna, sicura ed efficiente. Si tratta di un risultato concreto dell'impegno dell'amministrazione comunale, che ha saputo intercettare i fondi del PNRR messi a disposizione dal Ministero dell'Istruzione e della Ricerca per un importo complessivo di 1 milione di euro. Il cantiere è in piena attività, sottolinea, dopo gli interventi di consolidamento strutturale con tecnologie avanzate come il rinforzo in fibra di carbonio, è stato avviato il miglioramento energetico e funzionale dell'edificio. In questi giorni si sta procedendo con la realizzazione delle nuove tamponature esterne. Il rispetto del cronoprogramma PNRR è una priorità assoluta. Nella riunione di ieri con il responsabile unico del procedimento, la direzione lavori e l'impresa, è stato confermato che le criticità riscontrate in fase di cantiere sono state risolte e che i lavori stanno subendo un'accelerazione. Questo ci consente di guardare con fiducia al completamento entro il 2025, come previsto.